Di Secca Grande di Ribera, dove è stato organizzato per questo fine mese, inizio settembre, il Pizza Festa Young, che precede quello che sarà più importante, cioè il Pizza Fest. Ne parliamo con l'assessore allo sport, turismo e spettacolo Francesco Montalbano. Devo dire che è andato oltre le migliori aspettative. Ieri sera un bellissimo spettacolo con Roberto Lipari, adesso con i soldi spicci siamo già col sold out. È andato veramente tutto oltre le migliori aspettative, i forni funzionano a pieno regime e il gradimento del pubblico è stato veramente elevato. Siamo felici e confidiamo che il Pizza Fest andrà ancora meglio. Un Pizza Fest importantissimo quest'anno con la presenza di grandi artisti, il più rinomato chiaramente l'orchestra di Renzo Marco. Sicuramente, credo che abbiamo fatto finalmente quel salto di qualità da un Pizza Fest provinciale a un Pizza Fest regionale. Arbore sicuramente con l'orchestra italiana rappresenta il coronamento di un sogno. Averlo qui in esclusiva regionale credo che sia stato un grandissimo risultato e i numeri ci stanno dando veramente ragione, perché già gli abbonamenti sono quasi tutti esauriti e so che i biglietti stanno andando alla vendita in maniera eccezionale. Un lungomare affollatissimo per posteggiare, ho dovuto perdere mezz'ora di tempo, quindi vuol dire che c'è molta gente a Ribera, un'estate che continua, tra l'altro con le belle giornate. Sicuramente il bel tempo ci sta dando una mano d'aiuto, sicuramente per il Pizza Fest avremo altri parcheggi disponibili in modo che la gente che verrà avrà la possibilità di parcheggiare. E abbiamo fatto questa scelta, diciamo, nasce da un'idea brillante di Carmelo Pace e lo stiamo proseguendo continuando sempre in un crescendo. Quest'anno forse stiamo toccando l'apice, ma sicuramente puntiamo già al prossimo anno a un Pizza Fest ancora migliore, ancora superiore a quello che stiamo registrando quest'anno.